pomeriggio, ben ritrovate. Finalmente è arrivata la primavera e con queste temperature, con questo sole, queste bellissime giornate, arriva il desiderio di stare all'aria aperta, di scoprirci, ma le temperature ancora non sono prettamente primaverili, quindi ancora fa piacere sulla pelle qualcosa di lana e quindi voglio proporre qualche abbinamento già primaverile, sia per i colori e sia perché si può adattare come potete vedere in questo abbinamento, si può adattare con un maglioncino con le mezze maniche o addirittura anche senza le maniche, basta coprirsi con un semplice coprispalle e quindi potersi godere la bella giornata con un abbigliamento un po' più leggero. In questo caso vi propongo questo coprispalle in maglia di lana con disegno jacquard dove sono presenti diversi colori, quindi da poter abbinare con un maglioncino e un pantalone di qualsiasi colore, perché abbiamo il giallo, il rosa, il verde chiaro, il beige, addirittura qua c'è il glicine, rifinito ad uncinetto, come potete vedere qua c'è una bellissima balza ad uncinetto, dove ho completato io con questa graziosissima spilletta e questi simpatici orecchini angioletto per dare un po' di colore, di allegria in questo abbigliamento primaverile. Abbinato con questo lupetto in lana e angora, come potete vedere, con la mezza manica, quindi leggero ma allo stesso tempo ancora caldo. E questo è uno degli abbinamenti che vi mostro. In questo caso abbiamo un altro abbinamento, altri colori, quindi adattabile. Il precedente era più adatto per una mattinata, per un pomeriggio, questo è adattabile anche per una serata un po' più fresca, primaverile ma un po' più fresca. E abbiamo questo coprispalle in morbidissima lana e angora, dove sono applicati questi due graziosissimi disegni, questa simpatica coppia in tessuto di velluto, lurex, dei graziosissimi ricami, rifinito ad uncinetto con applicazione di queste roselline uncinetto, abbinato con questo lupettino nero completamente smanicato, rifinito con questa graziosissima spilla che riprende i colori del disegno applicato sul coprispalle. Abbiamo l'oro, il rosso e il verde, quindi riprende tutti i colori del disegno. Molto allegro, simpatico, ma anche adatto per una serata un po' più fresca. L'abbinamento è un po' più fresco perché questo coprispalle che vi propongo è sì una lana molto calda, soffice, morbida, ma è tutto interamente traforato uncinetto, quindi molto più leggero, adattabile su un maglioncino con manica lunga, dato che ancora le temperature non sono talmente calde, o anche più in là, avanzando la primavera, su una bella e fresca camicia a manica lunga. Coprispalle che può essere utilizzato in due modi: rifinito con questa graziosissima spilletta che riprende la sua stessa rifinitura di questo filato melage molto particolare, viene ripresa nella spilletta. Questo coprispalle, vi dicevo, può essere utilizzato o così come maxi gilet o può essere utilizzato anche come coprispalle in questo modo, perché questa manica, questa ala di farfalla, come la chiamo io, può essere chiusa con questa rifinitura uncinetto, viene chiusa e diventa a sua volta una manica, quindi il coprispalle si trasforma
completamente, diventando tutto un altro capo di abbigliamento diverso con queste maniche ad ali di farfalla. Quindi utilizzabile in due versioni: versione coprispalle con le maniche o versione gilet. Completare vi mostro questo semplicissimo coprispalle realizzato in maglia di lana marrone e con una rifinitura uncinetto nella parte centrale. In questo caso io l'ho drappeggiata con questa deliziosa spilla molto particolare, con un filato melage molto particolare, spilla che però può essere tolta, quindi applicata ad esempio su questo maglioncino per spezzare il colore, e quindi il coprispalle essere utilizzato con il suo lavoro uncinetto a vista, quindi utilizzabile in due versioni. Una maglia di lana molto leggera, praticissima da utilizzare con un maglioncino con le mezze maniche.